Dopo l'abbraccio di venerdì sera con più di 1000 persone che hanno gremito a Campo Sant'Angelo a Venezia per far sentire affetto e riconoscenza verso il Gran Teatro La Fenice, continua e non si ferma la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici che chiedono la rimozione del sovrintendente Nicola Colabianchi e la revoca della nomina della nuova direttrice musicale Beatrice Venezi, che dovrebbe entrare in carica dall'autunno 2026. Chiediamo la revoca, se la direzione volesse far lavorare la signora Venezi una volta ogni tanto non abbiamo nulla in contrario, ma sicuramente la revoca. Noi avremmo bisogno di per una nomina di questo genere, di un direttore musicale che va ad incidere molto nella vita artistica di un teatro, abbiamo bisogno di una consultazione. Oltre il 90% dei lavoratori ha partecipato e aderito allo sciopero. Saltata così la prima stagionale in teatro, i lavoratori sono scesi in piazza non per dividere ma per difendere, hanno sottolineato, e hanno offerto, esibendosi gratuitamente, un concerto a tutta la cittadinanza presente. Nel mirino delle critiche è finito anche il sindaco Brugnano, presidente della fondazione. È un teatro, una macchina perfetta ed è un peccato vederla ridotta così, con delle nomine che non tengono parte, non tengono conto di quella che deve essere la meritocrazia. E allora oggi la Fenice risorge davvero, ma non nella propaganda politica che non ci interessa, risorge perché i suoi lavoratori, i suoi maestri e la città intera le ridanno voce, suonando, discutendo e resistendo, perché Venezia non è un parco a tema, è una comunità viva che vuole ancora scegliere la propria musica, difendere la propria dignità e la propria storia. Al microfono si sono alternati lavoratori, sindacalisti, giovani, abbonati, l'attrice Ottavia Piccolo, tra i presenti anche il senatore Andrea Martella, tra interventi e musica. Nel suo ruolo di senatore farete qualcosa in Parlamento? Ma noi in Parlamento abbiamo già detto in tante occasioni come non ci deve essere nessuna forma di occupazione delle istituzioni culturali sulla base di scelte che siano politiche o che siano anche dettate da scelte spartitorie all'interno della maggioranza. Bisognerebbe sempre, lo abbiamo ribadito, che la cultura venisse considerata autonoma e che le scelte, qualsiasi scelta, risponda a ragioni di merito, ed è questo che ci chiedono i cittadini.